Va ora in onda Giallo Radio Club, racconti noir dal passato e dal presente, scritto e condotto da Laura Marinaro. Bentornati cari amici, e oggi affrontiamo un giallo che è un giallo vero, anche questo, che è iniziato l'8 agosto dello scorso anno, del 2025, in un appartamento di un grande condominio abruzzano, periferia nord di Milano, a dire il vero proprio non lontanissimo qui dalla redazione di Radio Libertà. Un giallo incredibile perché sembra che ancora non si riesca a dipanare la matassa. Parliamo dell'omicidio nel suo appartamento, appunto, di Silvana D'Amato, una pensionata 66enne che viveva da sola, una donna energica, attiva, con tante amicizie, e che era appena tornata poco dopo mezzogiorno dal giro mattutino solito e dalla spesa, ehm, ma è stata freddata con molta determinazione e lucidità. Ne parleremo con l'avvocato Walter Felice, che rappresenta la famiglia di Silvana, in particolare una figlia e 2 nipoti ai quali era molto affezionata Silvana, perché le poche immagini che abbiamo di lei da Facebook, ehm, in quel profilo di Facebook c'erano sempre i suoi amati nipoti. Benvenuto avvocato Felice. Buonasera, buonasera a voi. Ci sembra giusto, avvocato, partire innanzitutto da un ricordo di Silvana attraverso magari, lei cioè la famiglia di Silvana è molto, molto riservata. Noi giornalisti non abbiamo mai parlato con nessuno di loro, però sicuramente con lei parlano, per cui vorremmo che lei, attraverso le loro parole, ci ricordasse chi era Silvana. Allora, Silvana era una donna realizzata per quanto riguarda la sua vita professionale, sentimentale e quant'altro. Ha trascorso l'intera vita facendo un lavoro molto faticoso, appunto come tabaccaia presso la stazione centrale di Milano. Sappiamo perfettamente, dico anche io, aggiungo con la mia esperienza, so che la stazione centrale di Milano, come tutti i luoghi peculiari come quello, sono luoghi molto delicati, tanto più anche con i casi di cronaca che tutti i giorni vediamo. Questo per dire che Silvana era una persona attenta, cauta, con esperienza, sapeva quello che faceva, pur con le sue debolezze, e quindi era una persona assolutamente con una grande esperienza. Ecco, La famiglia... sì, da prego. quello che più o meno abbiamo appreso, proprio grazie anche a questo lavoro che aveva fatto per tanti anni, ormai era in pensione, era una persona molto socievole, no, comunque aveva una certa dimestichezza nel trattare con le persone e probabilmente, come ha detto lei, anche nel capire chi aveva di fronte. Assolutamente, è una persona, come dire, al termine della sua carriera professionale, evidentemente aveva del tempo a disposizione che impegnava sia con vari hobby, tra i quali il canto, alcuni social network per il canto appunto, sia con la frequenza di tanti amici che aveva lì al parco, assolutamente adiacente, diciamo, praticamente attaccato all'abitazione dove abitava. Quindi aveva una vita sociale molto attiva. Quello stesso giorno Sì. dell'8 agosto infatti sarebbe dovuta andare al parco dai suoi amici, perché si incontrava praticamente tutti i pomeriggi Sì. per le carte, senza, come dire, soluzione di continuità sia per l'estate che d'inverno, e sono stati proprio loro, quindi proprio essendo molto vicini a Silvana, ad allertarsi di questa assenza anomala. Stava dicendo della famiglia, insomma, che allora adesso la famiglia ovviamente rimane riservata, però sicuramente attende giustizia attraverso il suo lavoro e quello di un consulente a cui si è affidato, sta cercando di partecipare anche in qualche modo alle indagini. Ci racconti un po', insomma, se li ha sentiti, cosa si aspettano, se si sono fatti qualche idea soprattutto di chi possa aver ucciso Silvana.
I familiari tutti mi hanno contattato in quella appunto dei primi giorni di agosto, metà agosto, così giorni così convulsi. Io non ero in loco a Milano, ma mi sono subito reso disponibile con la figlia innanzitutto e con gli altri parenti. Hanno partecipato fin da subito in maniera attiva, rendendosi completamente a disposizione della procura fin da subito, dando tutte le informazioni in proprio possesso per cercare di contribuire appunto a far luce sul caso. Per quanto attiene l'aspetto più prettamente mio difensivo con i miei due consulenti, perché uno è un esperto forense e l'altro è il medico legale nominato, si sono resi anche lì completamente disponibili, anche mio tramite, a fornire tutti quelli che potevano essere gli spunti per far luce, quindi interloquendo direttamente con la Procura di Milano. Quindi un'attenzione massima per il buon fine e far chiarezza sulla vicenda. Partecipano, ci sentiamo in continuazione, io passo a loro le informazioni per quanto attiene più prettamente appunto lo sviluppo delle indagini e loro sono chiaramente in ansia, in attesa di avere chiarezza sulla vicenda. Allora, torniamo a quel giorno, cerchiamo insieme di ricostruire tutto e per quanto può, magari ci aiuti un po' a capire, a rispondere a delle domande che abbiamo da un anno, quasi da un anno no, però insomma da tanti mesi tutti quanti, perché di fatto noi già ne abbiamo parlato qui a Giallo Radio Club e in tanti giornalisti abbiamo cercato insomma di seguire questo caso, di capire. Allora, innanzitutto Silvana si alza, fa caldo quel periodo, il palazzo non è del tutto vuoto perché ci sono tanti pensionati, tanta gente che magari non è andata in vacanza. Lei esce e prende il caffè, fa il suo giro in bicicletta, giusto? E poi va al Giusto. supermercato. Al supermercato cosa acquista Silvana? Allora, se mi permette una breve digressione. Sì. Io ovviamente siamo in sede di segreto istruttorio, quindi Sì. non ho accesso agli atti di indagine, come è noto. Quindi al netto di questa digressione, Certo. le informazioni che ho sono chiaramente prese o con l'indagine mia difensiva svolta direttamente oppure anche Certo. da canali anche stessi mediatici. Silvana era una persona molto abitudinaria, per rispondere alla sua domanda. Quindi quella mattina dell'8 di agosto Silvana appunto va a fare colazione in un bar praticamente quasi adiacente all'abitazione e poi va in questo supermercato a fare degli acquisti di cibi pronti. Pare che avesse acquistato una confezione solo per sé di cibo, quindi parrebbe non esservi delle porzioni di cibo anche per altre persone. Questo ovviamente si può sapere perché lo scontrino c'è, penso. Certo, per quello che dicevo prima, questo lo verificheremo nel dettaglio, potrò essere anche io più preciso sul punto allorché avrò accesso a tutti gli atti. Comunque pare che appunto faccia questo acquisto nel suo solito supermercato e si dirige, quindi rientra a casa in bicicletta, peraltro era al telefono con una sua amica stretta e parla del più e del meno. Dopodiché arriva a casa e lei C'è qualche telecamera che la riprende? Ecco, e questo è il punto dolente. In quell'area ci sono telecamere nei paraggi, non proprio sull'abitazione, o meglio, sfortuna vuole che quel giorno lì la telecamera che riprende gli ingressi nel condominio non funzionava, o forse meglio, anche questo sarà oggetto di verifica, forse non ha mai funzionato, era semplicemente da deterrente. Quindi riprese dirette non mi risulta ce ne siano state. Non le dirò di più, il portiere che è sempre lì presente, quel periodo lì era in ferie, quindi anche il servizio di portierato quel giorno specifico non era presente. Quindi, secondo me non è un particolare proprio secondario, però. Nulla è secondario e sicuramente questo appunto può essere un elemento dirimente rispetto al profilo
del soggetto che può aver compiuto Certo. questo fatto, appunto il fatto di essere a conoscenza da un lato che non ci sarebbero state telecamere che lo avrebbero ripreso e dall'altro che non era presente il portiere. Quindi, come stavo dicendo, rientra a casa. Silvana peraltro era amante della settimana enigmistica, quindi parrebbe che si stesse dedicando anche a compilare queste settimane enigmistica in quel frangente, evidentemente, perché poi noi abbiamo appreso, io anche personalmente, dagli accessi presso l'abitazione, che vi erano anche queste, sono state rinvenute queste riviste di settimana enigmistica. Non è chiaro chiaramente se le avesse compilate quel giorno stesso o in quel frangente stesso. Dopodiché abbiamo appunto un buco di alcune ore rispetto al fatto che poi, come sarebbe dovuto andare Silvana a giocare a carte, come appunto era consuetudine, 8 agosto, quindi un clima caldo, quindi avrebbe consumato il pasto a casa e poi sarebbe andata appunto per la solita partita a carte con il gruppo del parco. E lì appunto alle prime avvisaglie, mancando appunto all'appuntamento come di consueto, alcune amiche e amici si sono allarmati e hanno iniziato a chiamare Silvana e che il telefono risultava non raggiungibile. Dopodiché sono alcune amiche, sempre questo per quanto risulterebbe, faccio sempre questa sottolineatura. Vabbè, risulterebbe perché l'hanno detto anche a noi giornalisti, per cui non penso che ai carabinieri abbiano dato un'altra versione. Dal bar Sunstrak, che si chiama Sunstrak, che in milanese vuol dire sono stanco, al Parco Nord, vanno verso casa di Silvana, giusto, allertano i vigili del fuoco, i vigili del fuoco si calano addirittura, perché siamo al quinto piano, sesto piano, giusto? Sesto piano. Diciamo che la prova del 9 ce l'hanno quando si fanno aprire il box dove Silvana teneva la bicicletta, e quindi vedono e trovano la bicicletta lì, e quindi là, come dire, capiscono i capelli a tutti e dicono allora c'è qualcosa che decisamente non va, e quindi si allarmano la catena di allarme. Quando arrivano i vigili del fuoco in casa, cosa vedono? Cosa trovano? Dov'è Silvana? E perché inizialmente ovviamente si pensa ad un malore, cioè ovvio, chi è che va a pensare ad un omicidio subito? Invece allora io come dire, l'accesso, chiaramente il verbale di accesso non ho la disponibilità. Posso dire quello che indistintivamente ho visionato poi io quando ho fatto il sopralluogo con Luis prima il 26 di agosto e poi ad ottobre un ulteriore accesso di nostra fonte. Posso dire, la scena del crimine è di un'abitazione assolutamente in ordine. Non vi erano segni di colluttazione, non vi sarebbero segni di colluttazione, e quindi assolutamente sia il mobilio e quant'altro era tutto in ordine. La povera Silvana viene trovata appunto con degli abiti nella vasca da bagno, e il particolare che desta molto sospetto che rinvengono il cellulare all'interno della vasca da bagno, così come altro particolare molto peculiare: le chiavi dell'abitazione non sono state mai rinvenute. Parrebbe quindi che l'autore di questo delitto se le sia portate dietro. Si sia portate dietro, chiudendo anche a chiave l'abitazione. Ecco, avvocato, quindi so che lei non ha disponibilità del referto autoptico, però qui c'è da capire come è morta Silvana. Non ci sono segni evidenti di ferite d'arma da taglio profonde, giusto? Qualche ferita c'è? Cosa c'è? Come è morta? Allora,
per quello, allora, intanto rispondo nei termini più precisamente, se vuole, Sì. processualistici. La perizia medico-legale, non ho ancora la Eh. copia, non è stata ancora autorizzata, non ho ancora la copia, quindi non ho un'ufficialità in tal senso sulla causa di morte. Da indiscrezioni che Sì. parrebbero essere appunto emerse, parrebbe che Silvana avrebbe avuto una ferita da taglio sul collo, Mhm. una ferita sulla guancia. Riferisco quello che appunto sarebbe emerso, anche alcuni giornalisti ne hanno fatto accenno, parrebbe che appunto sia stata annegata. Questo risulterebbe. Cioè, quindi probabilmente era, cioè questo l'hanno riscontrato perché era ancora viva quando è stata messa nell'acqua. Quindi qualcuno l'ha spinta sotto l'acqua probabilmente. Allora, queste sono valutazioni ovviamente che posso fare io, come Sì, dire, no, no, nel sono senso che ipotesi. non essendovi, torno a quello detto prima, segni di colluttazione o Sì. quant'altro, si può anche presumere che sia stata stordita Sì. e poi l'esito proprio finale, se vogliamo, in termini più prettamente medico-legali, sia stato l'annegamento. Sì. Però adesso dirle con quale, diciamo, se è stata annegata quando ancora aveva segni di vita o con una certa violenza, questo non Vabbè, sono in grado di certo. rispondere in questo momento. Certo. Il telefonino era chiaramente nell'acqua, perché probabilmente l'assassino ha pensato che mettendolo nell'acqua avrebbe distrutto tutti i dati. Il cellulare è stato rinvenuto nell'acqua, era un cellulare con uno smartphone di una medio recente tecnologia, è stato rinvenuto nell'acqua e anche lì io non dispongo della copia forense che potrà darci sicuramente delle informazioni da questo Anche punto con di l'acqua? vista. Sì. Beh, io credo che con le moderne tecnologie si possano recuperare tanti dati. Da questo punto di vista, anche se mi permette anche qui una digressione, c'è un'attenzione massima di tutti gli inquirenti, delle indagini che stanno compiendo i carabinieri, stanno facendo un lavoro encomiabile, tutti i reparti impegnati e noi, lo dico quasi, se mi permette, con la pelle d'oca, sono molto fiducioso che il loro lavoro ci porterà. In particolare chi sta lavoro. indagando? Ce lo può dire chi in particolare? Beh, sta indagando la stazione dei carabinieri di Milano Duomo, Montebello, Affori, in loco, oltre all'encomiabile lavoro di loro, oltre che il reparto scientifico dei RIS di Parma, che stanno svolgendo un lavoro veramente encomiabile. Io dico che con i miei consulenti partecipo attivamente praticamente a tutti i verbali, gli accertamenti tecnici ripetibili, e sono veramente dei professionisti encomiabili. No, bisogna dirlo perché visto la situazione attuale, insomma, mediatica in cui versano alcuni reparti, soprattutto nel passato. Ma torniamo a Silvana. Quali sono gli accertamenti? Io parlo per quello che adesso Certo, ma con i miei infatti occhi e sono veramente encomiabili. sono passati un po' di anni. Ecco, quali accertamenti sono stati fatti? Perché mi risulta, però non lo so, questa poi sa, le voci che poi tante volte sono anche vere le voci, che non sono state isolate impronte, visto che ci troviamo, di scarpe, nemmeno nel ballatoio, come se, l'assassino fosse entrato scalzo quasi. Le risulta questa cosa o che accertamenti sono stati fatti? Che tipo di tracce sono state trovate? Perché sangue no, giusto? Non ce n'era in casa? Allora io devo lambire la sua domanda, devo rimanere nel confine del segreto istruttorio. Sono stati fatti gli accertamenti tutti, quindi con il luminosa test, Combur test, oltre quindi tutti gli accertamenti biomolecolari e tattiloscopici. E rispondo in questi termini.
diciamo che l'ultimo accesso dei Visti Parma che c'è stato il 26 novembre, che è praticamente durato dall'alba a notte inoltrata, è stato quello, diciamo, più importante in termini di accuratezza, non che i primi non lo fossero, ma solo perché, rispondo anche qui induttivamente, ritengo che i primi accertamenti forse non avevano dato gli esiti, gli sviluppi così dirimenti, e quindi è stato ritenuto necessario appunto dagli stessi inquirenti svolgere quell'ulteriore accertamento molto con una repertazione, anche mi faccia dire, con una repertazione molto ampia, davvero importante. Quindi che lei sappia, è stata fatta una BPA o no, o non c'era necessità perché non c'era... Questo non mi risulta, questo tipo di accertamento non mi risulta. No, perché se non c'è sangue evidente ma solo latente è inutile fare la BPA, giustamente. Ecco, esattamente così, ho capito. Non c'erano tracce così. Ecco, invece come leggono gli investigatori, o come legge lei questo particolare delle chiavi, che si è portato via le chiavi? Non è che le aveva già? Allora, che era qualcuno che le aveva già e ha aperto con le sue chiavi? Allora, che li avesse già lo escluderei, se non altro perché torniamo a quanto detto prima e alla figura di Silvana, una persona riservata che non avrebbe mai dato le chiavi dell'amici, della famiglia, di chiunque la conosceva, mai dato le chiavi, le proprie chiavi a nessuno. A nessuno. Ma le dirò di più, anche le stesse amicizie, tutte del giro, avranno fatto accesso nella propria abitazione forse una o due volte. Sì, capitava con qualche vicino di casa che magari entrava in casa, però escluderei, sempre con il condizionale, ma con una certezza altamente probabile che avesse dato la copia delle chiavi a qualcuno. E quindi perché se le portate dietro? Beh, ma allora, io, come ho già detto in altre occasioni, ritengo che tutto conduca ad un profilo di un soggetto che ha agito in maniera scientifica. E che la conosceva, attenzione. Sì, diciamo che avrebbe potuto conoscerla, ma come dire, la condotta tutta, in termini proprio più prettamente penalistici, se vuole, conduce a ritenere una progettualità, ecco, di tutto quello che ha fatto fino ad arrivare appunto a rispondere alla sua domanda, al fatto di chiudere a chiave e portarsi via le chiavi. Sì, probabilmente perché era agosto, ha detto io mi porto via le chiavi, lei vive da sola, nessuno verrà a trovarla magari nell'immediatezza, quindi per un po' di giorni nessuno si accorgerà, probabilmente ha pensato questo, non so. Assolutamente sì, può aver pensato questo, poi quel giorno lì appunto l'8 di agosto si sa, sono giornate dove non c'è movimentazione né all'interno del condominio particolare né per strada, quindi ha agito in maniera, come dire, scientifica anche da quel punto di vista, scegliendo un giorno peculiare, un orario particolare, quindi dopo pranzo, quindi quando in genere appunto vi è il torpore generale. Adesso dirle se poteva sapere che avrebbe avuto un appuntamento alle 15 per le carte o meno, questo non sono in grado di saperlo, di capire adesso, però diciamo ha, come dire, creato, se vuole, una sorta di barriera tra sé e, diciamo così, il fatto, no? Il cellulare lasciato nella vasca, le chiavi le prende e chiude a chiave, quindi come anche far fare un profilo psicologico, se vuole, vado oltre anche il mio lavoro, cioè una sorta di barriera tra quello che ho compiuto e quindi chiudo a chiave ed ho concluso quello che dovevo fare senza, come dire, ho tracciato un confine, se vuole, no? Tra quello che è stato compiuto e il dopo. Facciamo un minuto di pubblicità, però poi ho un po' di domande. Va bene. Ancora. Grazie. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Come le cose che vorrei fare no. Dopo gli anni più belli a casa tutti bene? Penso spesso a quello che è successo in quei giorni. Forse il silenzio è stata la mia autodifesa. Il nuovo film di Gabriele Muccino. Avrei potuto fermare tutto in quel momento. Le cose non dette. Sarebbe bastato parlare. Dal 29 gennaio al cinema. La Groenlandia non è più un posto sicuro. Voglio un'altra vita per la nostra famiglia. Cos'è? Una tempesta? Non è una tempesta. Gerard Butler. Reggetevi! Nathan! Via, via, via! Mozzafiato, adrenalinico, incredibile. Mi prenderò cura di voi fino al mio ultimo respiro. Greenland, Migration, dal 29 gennaio al cinema. Vincitore di 2 Golden Globe. Che vorresti fare, Hamlet? Miglior film drammatico. Essere uno dei commedianti di mio padre. E miglior attrice protagonista, Jessie Buckley, con Paul Mescal. William Shakespeare. Non sei curiosa di sapere di che parla? Cosa? La tragedia. Hamlet, nel nome del figlio. Dal 5 febbraio al cinema. In provincia non succede mai niente. Missione di soccorso, omicidio colposo. Danno l'ergastolo. Ma capita di tutto. Qual è il piano? Qual è? Il nuovo film di Antonio Albanese. Dobbiamo stare molto calmi, sì. Lavoreremo da grandi, dal 5 febbraio al cinema. Radio Libertà. Veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Allora, siamo tornati con l'avvocato Walter Felice che assiste la famiglia di Silvana D'Amato, l'ex tabaccaia 66enne trovata uccisa nel suo appartamento di Bruzzano l'8 agosto del 2025, un vero e proprio giallo che pian piano sicuramente si dipanerà, perché si stanno facendo veramente delle indagini accuratissime, anche se segretatissime, è tutto molto, molto riservato. Però stiamo cercando di capire qualcosa di più di chi era Silvana, di chi frequentava, e quindi veniamo, avvocato, così. Adesso ovviamente è un'idea, sono delle idee, sono delle ipotesi, però immagino che voi vi siate fatti delle idee su chi possa essere, cioè c'è un ventaglio magari di persone che potrebbero essere entrate in contatto con Silvana e magari non conosciute dagli amici, dalla famiglia, non lo so, chi può essere stato? Cioè può essere, altra domanda, può essere una persona magari che abitava nel palazzo e che quindi per questo non sarebbe stata ripresa da nessuna telecamera e che sapeva che non c'era il portiere? Può essere un amico, può essere un amante segreto, può essere qualcuno che aveva conosciuto in rete? Allora, troppe domande. Silvana, sì, no, assolutamente tutto chiaro. Allora, mettiamola in questi termini. Silvana è una persona leale, generosa. Non aveva infingimenti, quando aveva qualche problema anche all'interno del suo gruppo di carte e quant'altro, lo diceva chiaramente, si esponeva anche per gli altri, sempre in difesa dei più deboli, sempre pronta ad aiutare anche chi era in difficoltà. Quindi è una figura che viene fuori, per come anche io stesso l'ho conosciuta ovviamente dalle carte, dalla sua famiglia, che poteva dare fiducia a persone in plurimi canali, quindi sia agli amici del parco, sia a amicizie pregresse. Mm-hmm. Se ne è parlato tanto, anche lei aveva questo canale del Starmaker, che è appunto un'applicazione di karaoke,
e impegnava quindi il suo tempo anche con contatti di videochiamate WhatsApp, chiedo scusa, di questa applicazione, e quindi aveva tante conoscenze anche da questo punto di vista. Il condominio anche aveva delle amicizie appunto comuni, di persone che frequentavano sia il parco e che anche in alcuni casi abitavano lì all'interno dello stesso condominio, un condominio molto importante fatto con tante scale, tante palazzine, Sì. e quindi anche lì c'erano tante amicizie dirette o indirette che comunque frequentava. Quindi i canali possono essere plurimi. Bisogna adesso, noi come difesa abbiamo dato appunto degli spunti, abbiamo seguito delle strade, abbiamo dato degli spunti alla procura per approfondire alcune piste. È chiaro che poi, come ho detto da subito dalle prime battute, bisogna un attimo poi arrivare al dunque, cercare di intersecare, no, per rimanere nel parallelismo della passione di Silvana, tutti i puntini, no? Di questa figura da tratteggiare. E noi auspichiamo appunto che la pista verrà individuata e perseguita, e quindi in questo momento quello che posso dire è che ancora le strade sono ancora ci sono degli spunti, ma non sono ancora ben definiti. Quindi non abbiamo indagati sicuramente, no? Non mi risulterebbe che ci sono soggetti indagati, no. No, anche perché poi se li avessimo parteciperebbero probabilmente alle stesse operazioni alle quali partecipa lei, quindi esattamente. La famiglia quindi a questo punto come si pone? Fiduciosa? Vi sentite? La famiglia è in costante contatto, come dicevo, con me, con i consulenti, e partecipa praticamente in tempo reale a tutte le indagini e gli accertamenti che vengono condotti dagli inquirenti, oltre che, ripeto, si sono resi disponibili non solo per quanto richiesto dagli stessi inquirenti, ma anche di loro sponte. Hanno dato tutti gli spunti che potevano essere lontanamente valutabili ed utili per l'indagine, sia dal punto di vista economico piuttosto che sentimentale, che piuttosto ecco, a proposito amicizie del e punto di vista quant'altro. economico, visto che si era detto tanto, si era vociferato nei primi giorni, però poi io sinceramente non ho accertato questa circostanza, non ho ben capito, anzi, ma è vero che Silvana aveva una certa disponibilità e che aiutasse qualcuno, che questo qualcuno lo sapesse? Allora, più che disponibilità, diciamo, Silvana era una persona, come dire, senza problemi economici, non aveva disponibilità particolari, semplicemente aveva una sua serenità anche economica. Questo può sicuramente aver insospettito qualcuno, appetiti da questo punto di vista economici può averli ingenerati, però anche qui Sì, no, si parlava di cifre, cioè, importanti, però non lo so poi se è vero. Si parlava di cifre importanti, però parrebbe che insomma non sarebbero stati soldi prelevati o cosa, non ci sono operazioni particolari che possono aver destato sospetti da questo punto di vista. Credo che questo aspetto sia stato ridimensionato in realtà. Se fosse, non lo so, cioè butto lì un'idea molto suggestiva, ma se fosse qualcuno che alla fine non aveva nessun motivo cioè una specie di serial, no, una specie di ci sono altri, tra l'altro, omicidi in quella zona, più che altro ad Affori, che non sono mai stati risolti, quindi non so, se fosse qualcuno che Allora, torno a quello detto prima, ripeto, su uno scenario così complesso, immaginare, come dire, che sia stato un soggetto estemporaneo, quindi la classica rapina finita male o un furto finito male, c'è stato effettivamente, ha ragione lei, c'è stato un richiamo anche di alcuni episodi che erano avvenuti lì. Sì, l'avevo in sentita quel anch'io contesto. una vicina, infatti, che m'aveva detto che aveva Esatto. subito un furto e questo si era portato via le chiavi.
Ecco, Mm. sì, questo particolare Sì. è stato effettivamente un parallelismo molto curioso, Sì. però mal si concilia con questa, se vuole, sequenza, no? Così peculiare, concatenata. Mhm. Quindi la condotta estemporanea, certo tutto potrebbe essere, ma nulla conduce in tal senso. Sì, diciamo la scena del crimine, ecco, questa casa così ordinata cioè fa pensare più ad una scientificità, qualcuno che è sicuramente entrato con l'intenzione di fare quello che ha fatto, probabilmente, Che giusto? poi sia entrato, sì, che poi sia entrato di soppiatto, è entrato perché Sì, perché ha Silvana si è aperto. fidata, e questo lo cercheremo di appurarlo, verificarlo. I e vicini sapremo quello che immediatamente vicini non hanno sentito suonare, non hanno sentito nulla, giusto? Allora, gli inquirenti hanno subito sentito, proprio nell'immediatezza Sì. dei fatti, i vicini, però alcuni vicini non erano presenti, altri non hanno sentito. Pare che appunto non ci siano stati rumori particolari che abbiano destato sospetti particolari. Tanto più che, voglio dire, poi quando c'erano rumori particolari si sentivano anche perché torno alla passione di Silvana per il karaoke, c'erano stati anche diciamo, episodi all'interno del condominio, appunto aveva infastidito qualcuno, questo ovviamente non significa nulla, senza alcun riferimento a nessuno, ma solo per dire che quando e se c'erano, come dire, rumori molesti si particolari, sentiva. Esatto, se ne accorgevano. No, ma infatti, perché tra l'altro sono andata anch'io, ma cioè, accanto alla porta c'è un'altra porta, ma sono attaccatissime, è impossibile non sentire nulla. Probabilmente, siccome era un orario un po' di torpore, i vicini accanto, se c'erano, magari riposavano, anche perché ho visto che sono abbastanza anziani. Anche. O avevano la televisione troppo alta, possibile che non abbiano sentito nulla. Certo che è un rischio, insomma, però non lo so, è rischioso agire così in un condominio così grande, in un appartamento così vicino ad un altro. Sì, a meno che non sai che il vicino è in vacanza, non c'è. E quindi sei anche tu un vicino. Non lo Sì, so. ma guardi, già assolutamente, già il fatto, ripeto, quello che avevo detto prima, il fatto che il portiere mancasse, io posso immaginare che, come dire, chiunque entra in un condominio o cosa, prima informazione o che sa o che apprende o comunque che capisce è presente o no il portiere. Il portiere, come dire, e l'informazione, non solo è la storia del condominio, sanno tutto di tutti, ma vivono in tempo reale chi entra e chi esce. Sì. Quindi il fatto che quel giorno, ripeto, non fosse presente il portiere è un'informazione molto molto pregnante. Ma speriamo che, insomma, la speranza è che tutti quelli che potevano sapere qualcosa abbiano parlato, perché io ho notato anche una certa diffidenza, per esempio nel portiere, quando sono andata, e che m'ha detto subito, si è messo subito quasi sulla difensiva, m'ha detto: "Ah no, ma io non c'ero, io non c'ero". No, vabbè, sto solo chiedendo se cioè, si è fatto un'idea di chi cioè non è che ti sto dicendo che sei stato tu, ci mancherebbe. Sì, confermo, c'è stata una certa ritrosia, poi come dire, c'è stata una sorta di ritrosia anche ondivaga da parte dei condomini, di tutte le amicizie. Ci sono degli poi amici poi che hanno parlato, insomma, comunque ci sono dei sospettati, o perlomeno la procura si è fatta qualche idea, non so, qualcuno ce l'ha un po' attenzionato o no? Non si sa. Questo non posso saperlo, non posso neanche rispondere. Quello che posso dire appunto è che ci sono sicuramente delle piste che vanno dipanate. Ora, dirle se sarà più il versante, se vogliamo, scientifico o l'indagine tradizionale o forse entrambe le cose. L'indagine dovrà essere sicuramente intersecata sotto ogni punto di vista e dovrà condurre, auspichiamo che conduca ad un risultato concreto. Adesso i tempi non abbiamo tempi. Vabbè, l'indagine diciamo con la Cartabia sono 18 mesi, giusto?
Ma sì, al di là delle tempistiche più prettamente di indagine, però diciamo, non sono termini perentori, diciamo che per come è apparso sin da subito, sin dalle prime battute, l'indagine non è né semplice né immediata né a sviluppo immediato, richiederà una certa tempistica, ma questo perché nell'ordine delle cose l'indagine scientifica richiede i suoi tempi, possiamo fare dei parallelismi anche con casi del passato di cronaca, i tempi non sono mai come uno ci si auspica vorrebbe, ma questo mi sento di dire, non che voglio dire che sono veloci o altro, è anche importante, come ho detto in più di un'occasione, avere la consapevolezza che l'indagine, sottolineo, è il cuore di un eventuale procedimento successivo. Quindi nessuno vuole un'indagine traballante che poi può essere, no? Senza parallelismi a casi mediatici ben diversi, che poi traballi qualcosa. L'auspicio è che l'indagine deve essere consolidata, deve avere i suoi pilastri, per costruire poi un edificio sopra che sia solido. E questo richiede del tempo, richiede accuratezza, richiede professionalità. Può sembrare questi mesi che sono tanti, però delle due una, o l'indagine ha uno sviluppo immediato, anche se è stato un caso, lei ricorderà recentemente, perciò, però lì hanno parlato immediatamente le telecamere, quindi quando parlano le telecamere chiaramente, tra virgolette, è tutto più facilitato, ma se così non è, l'indagine ha le sue tempistiche che dobbiamo, tra virgolette, accettare. Va bene, la ringrazio tantissimo e a questo punto insomma ci teniamo in contatto per le prossime novità. Adesso non so se vuole rimanere con noi, abbiamo un altro quarto d'ora in cui parleremo di un giallo che invece finalmente dopo 30 anni, un caso che davvero non era mai stato risolto e che è stato ha portato ad una condanna in primo grado all'ergastolo a 24 anni, e dopo 30 anni l'omicidio di Nada Cella, di cui abbiamo parlato già qui a Giallo Radio Club, e ho l'onore di avere qui ospite, qualche minuto però ce l'ha concesso, Antonella Delfino Pesce, la passionaria di questo caso, la biologa e criminologa che si era ficcata in testa che lo doveva risolvere e ce l'ha fatta. Benvenuta Antonella. Ciao, benvenuti a tutti e grazie per avermi chiamata. Ci siamo sentiti un po' di tempo fa, oggi l'umore è più leggero. Sì, ci siamo sentiti proprio il giorno, cioè nell'immediatezza della sentenza eravamo tutti emozionatissimi veramente, perché alla fine anche noi giornalisti ci emozioniamo quando viene letta una sentenza, almeno a me capita sempre. Abbiamo qui anche un avvocato, l'avvocato Walter Felice, Antonella, Buonasera. così vi conoscete perché abbiamo parlato di un giallo invece che purtroppo ancora non ha una risposta, ma che diciamo è agli inizi, si sta lavorando. Qui invece ci sono 30 anni. Ricordiamo Nada Cella, impiegata presso un commercialista, Marco Soracco, viene trovata uccisa appunto nello studio del commercialista, dove è andata a lavorare poco dopo le 9 del mattino a Chiavari, il 6 maggio del 1996. Immediatamente le indagini della polizia si concentrano un po' sul commercialista, in qualche modo, possiamo dire velocemente così, però poi alla fine non si arriva a nulla. C'è in realtà viene indagata e attenzionata la persona che poi oggi, dopo 30 anni, è stata condannata, però poi viene un po' lasciata lì, la pista viene lasciata perdere. Antonella, quando tu arrivi in questo caso ovviamente ad assistere Silvana Smaniotto, che è la mamma di Nada, e poi gli altri parenti di Nada? Io arrivo per puro caso nel 2017, in quanto ero a Genova per il master in criminologia e scienze forensi, per cui sono inciampata letteralmente nella storia di Nada, che fra l'altro non conoscevo tantissimo,
E a dirla tutta, per la tesi avevo scelto un altro caso, solo che la famiglia della vittima non aveva dato disponibilità e quindi ero tornata sconsolata a casa del mio ospite, che era un giornalista del secolo XIX, Nicola Stella, e gli avevo detto è andata male e sinceramente non so cosa portare per la tesi. E lui mi aveva consigliato il caso di Nada, ha detto tanto almeno ti sbrighi subito. Vedi che qualche volta i giornalisti servono. I giornalisti servono, è vero. Però vero. ti sbrighi subito, ci sono voluti 8 anni. Sì, sono passati 8 lunghissimi anni, è stato un viaggio incredibile. Io ogni volta mi chiedo come abbia fatto Silvana a resistere per 30 anni, perché già questi 8 anni sono stati pesantissimi. Ecco, tu sei partita dalle carte, ovviamente hai acquisito il fascicolo. Spieghiamo un po' anche ai nostri radioascoltatori come si affronta un cold case, un caso cosiddetto freddo. I cold case si affrontano innanzitutto acquisendo i fascicoli, mettendoli in ordine, perché all'inizio si ha una massa di fogli scompaginati, quindi si mettono in ordine e si analizzano. Io da parte mia li ho analizzati come se fossero dei tracciati di forense, di DNA, quindi sì, perché tu sei una biologa, giusto? E io in realtà nasco come veterinaria, poi però non ho mai fatto la veterinaria, ho fatto sempre il mio percorso, diciamo, accademico, il PhD, la specializzazione nella genetica, e quindi ho lavorato per un po' in umana, poi sono stata spostata al campus e comunque tutto il mio passato era di genetica, scientifico, quindi, sì. Sì. E quindi mi sono avvicinata ai fascicoli, così come so avvicinarmi al laboratorio, ai tracciati, quindi senza alcun pregiudizio e cercando di acquisire tutti i dati in maniera assolutamente asettica. E credo che questo sia stato un punto di vista corretto alla fine, in quanto diciamo che le prime indagini erano state tutte, si erano direzionate tutte sul dottor Soracco. Sì. Ma soprattutto adesso sappiamo che c'era stata una totale assenza di comunicazione fra i carabinieri e la polizia giudiziaria, comunicazione che sarebbe dovuta essere garantita dal PM, ma che in realtà non fu assicurata da lui. Questi orrori che vediamo ogni giorno. Antonella, che ricordiamo che è stata condannata adesso in primo grado, ovviamente, scusate, a 24 anni, mannaggia, l'ergastolo, perché il PM aveva chiesto l'ergastolo, Anna Lucia Cecere, che era una conoscente sicuramente di Soracco e probabilmente ha ucciso Nada per gelosia, per invidia. Ecco, come tu arrivi ad Anna Lucia? Perché poi dopo tu hai avuto proprio un confronto diretto, anche abbastanza pesante. Un confronto diretto con l'attuale condannata, appunto, ricordiamo in primo grado, perché dai fascicoli erano emerse circa 5 piste e io le avevo attenzionate tutte, però le altre 4 si erano esaurite da sole, erano finite da sole, e quindi rimaneva in piedi solo la pista della signora Cecere. Io comunque ci tengo a dire che ho incontrato tutte le persone facenti capo alle 5 piste investigative, compresa la Cecere. Ovviamente le prime 4 le ho incontrati per primi perché erano su Chiavari, invece per incontrare la signora Cecere sono dovuta andare fuori regione, quindi sono andata a Bovest. Però anche io avevo incontrato lei alla fine di comunque un percorso molto lungo, dove c'erano tantissimi indizi su questa persona. C'era un DNA femminile, giusto? C'era un DNA femminile perché nel 2009-2010 era stata riaperta l'indagine, però inerente una banda di albanesi che vivevano nello stesso palazzo di Nada, e quindi era stata riaperta su questo impulso di un brevissimo dottor Brancaccio all'epoca, ed era stato poi fatto il DNA sulla camicetta di Nada, e dalla traccia 28M era venuto fuori un DNA femminile.
in certi alleli pulito, per certi alleli pulito, però assolutamente insufficiente per un profilo completo, però sicuramente femminile. E poi c'è un bottone. E poi c'è un bottone che viene ritrovato sotto il corpo di Nada subito, di cui subito si capisce l'importanza probatoria, però il problema maggiore fu che i carabinieri fecero un'indagine sulla attuale condannata, la signora Cecere, trovarono in casa sua dei 5 bottoni, sì, assolutamente compatibili con quello trovato sotto il corpo di Nada, però pur passando loro la comunicazione al PM, il PM non informò mai la polizia giudiziaria. Quindi di fatto la polizia giudiziaria cercò questi bottoni ovunque, nei mercatini, nei negozi, a casa delle persone magari affezionate, però non seppe mai nel 96 del ritrovamento di questi bottoni a casa della signora Cesare. Infatti la svolta arriva quando tu trovi quel verbale. Giusto. La svolta arriva, esatto. Quello è stato poi il grimaldello che ha fatto riaprire l'indagine e quindi ripartire tutto dall'inizio. Io lo dico sempre, ma non è mai abbastanza, che comunque se siamo arrivati a questa condanna importantissima, sicuramente diciamo la riapertura è stata mia, però c'è stata una procura eccezionale, certo. E un'avvocata Franzone che voi avete avuto anche da voi in collegamento, stellare. Io non smetterò mai di sottolineare la loro caparbietà, la loro dedizione al lavoro. La procura, la dottoressa Dotti e l'ispettore Paoletti hanno fatto tutto quello che potevano e ce l'hanno fatta. Ecco, vede, avvocato, vuole dire qualcosa, vuole chiedere qualcosa ad Antonella, visto che lei si trova proprio nella condizione dell'avvocato Franzone alla fine, cioè lei è l'avvocato della famiglia della vittima e sta partecipando agli accertamenti per quanto si possa, perché in questo caso Antonella l'indagine è secretata anche per lui, sa pochissime cose anche lui, però partecipa alle operazioni peritali e sicuramente si fa vedere quando ci deve essere per dipanare la matassa. Avvocato, vuole chiedere qualcosa ad Antonella? Ci vorrebbero tutte le Antonelle per tanti casi, ma intanto complimenti, più che chiedere mi sento di osservare, di comprendere che appunto c'è stata un'ottima collaborazione con la procura, no? Perché alla fine poi diciamo il pool difensivo, spesso gli avvocati hanno soltanto un occhio, come dire, per l'indagato, ma appunto l'abilità è anche quella di avere l'approccio anche opposto per le persone offese, in questo caso mio come appunto di questo caso specifico, e quindi di dare impulso alle indagini, se non dare degli spunti anche determinanti come in questo caso. Se proprio devo chiedere una domanda, sì, la posso fare, la vorrei fare, nel senso come è stato possibile appunto solo a distanza di tanti anni essersi accorti appunto di queste, se vogliamo, diciamo, informazioni che non erano state ritenute determinanti nell'immediatezza dei fatti. Perché? Sì, no, allora all'epoca io ci tengo anche a dire una cosa, che all'epoca ci furono delle persone che si dedicarono tantissimo al caso di Nada, e quando addirittura furono ritrovati i bottoni a casa dell'attuale condannata, i carabinieri festeggiarono in caserma, dissero ce l'abbiamo fatta, abbiamo risolto il caso. E d'altra parte c'era una squadra mobile, una polizia giudiziaria da Genova che indagava incessantemente. Il problema secondo me sorge quando dietro magari un ruolo istituzionale c'è una persona che non forse magari fa fatica a prendere le distanze da se stesso, questo sicuramente penso che si possa dire, perché di fatto l'elemento dei bottoni, diciamo il verbale dei bottoni, la notizia del ritrovamento dei bottoni non è mai stata passata dal PM che all'epoca indagava alla polizia giudiziaria. Il motivo non si sa, vabbè. Ma il motivo ce lo dice come al solito un giornalista che all'epoca fu anche querelato dal PM, te pareva? Perché scrisse appunto di un clima nefasto per le indagini, di prelievi non concessi per le piste, di intercettazioni negate per cavilli, e quindi ci siamo dentro. Un po' lo specchio di quello che era l'aria di quei giorni e di quei mesi.
E quindi adesso purtroppo stiamo concludendo, però per concludere ricordiamoci sempre che sono le persone anche che fanno le indagini e quindi ci sono PM e PM, investigatori e investigatori e ogni riferimento è puramente casuale. Sono sempre le persone a fare la differenza, questo è vero. Però io vorrei tanto adesso, vabbè, io dico sempre che con Nada ho esaurito i desideri, però no. comunque che questa vicenda fosse anche un conforto per tutte le famiglie che da 20 anni, da 30 anni aspettano giustizia, perché non è mai detta l'ultima. Brava. E infatti è proprio quello. Grazie ad entrambi, tanto ci ritorneremo e ci risentiamo presto. Grazie ad entrambi. Grazie mille. Grazie a voi. Grazie. Buonasera. Grazie. Buonasera, grazie. Avete ascoltato Giallo Radio Club.